Prima gara interna della stagione per il San Giorgio Piana, che davanti a un pubblico come sempre caloroso affronta al Licauli il Cus Palermo. Ci si gioca il passaggio del turno al secondo turno della Coppa Italia di promozione e si parte dall'1-1 della gara di andata disputata 7 giorni fa a Palermo, con i padroni di casa che avevano sbloccato con Andolina e poi avevano subito il gol beffardo del pareggio da Gioacchino Serio. Pubblico delle grandi occasioni a Piana degli Albanesi, ma a partire meglio è la squadra ospite con Andolina che prova a piazzarla, non perfetto Belmonte sulla respinta, molto meglio sull'uscita a corpo morto ai danni di Caminita. Poi al quinto minuto azione sulla destra del San Giorgio Piana, la palla allontanata da Carollo giusto sui piedi di Gioacchino Serio che uncina col sinistro, batte il portiere in senna e porta in vantaggio il San Giorgio Piana. 2 partite e 2 gol per il numero 10 della formazione Arberesce, che qui deve difendersi dall'avanzata di Andolina. Il tocco per Cincotta che si allarga sulla destra, opera questo cross che diventa un tiro e batte Belmonte 1-1 al quarto d'ora. A Gioacchino Serio risponde Mauro Cincotta, suo ex compagno tra l'altro con la maglia della Parmova. La partita molto equilibrata con il San Giorgio che però ha le occasioni migliori. Qui ancora Serio che si libera al limite dell'area di rigore, il pallone al limite sul sinistro di Gallo che prova a liberarsi, poi torna da Serio che sguscia via, cerca ancora di uncinare col sinistro, questa volta non trova i pali difesi da Insenna. Poi lo scambio tra Carioto e Serio, Serio che salta un paio di avversari, si presenta in area, va a calciare in spaccata, la palla esce veramente di un soffio alla sinistra di Insenna. Al 37esimo ancora San Giorgio che imposta questa volta dalle retrovie con il pallone lanciato da Immesi all'indirizzo di Spina, duella ad alte velocità con Filippo che poi sarà costretto a uscire proprio dopo questa azione con la palla messa in mezzo, il colpo di testa da parte di Gallo, pallone fuori come detto, esce Filippo, al suo posto Luati, problema fisico per il terzino destro del Cus Palermo che qui deve difendersi ancora da Carioto. Grande giocata di Carioto, grande parata di Insenna, sul tappin può arrivare Gallo ma difende a corpo morto la sua porta Capitan Carollo, poi azione che continua con Ciancimino che serve ancora Carioto, il quale non riesce ad agganciare sul destro, pallone che termina fuori, poi entrata dura di Serio sul Luati, direttore di gara non ha dubbi, cartellino giallo per il numero 10 del San Giorgio Piana che si becca la seconda ammonizione e termina la partita praticamente a metà, 45esimo esatto. Resta in 10 il San Giorgio, non se ne accorge nessuno però perché la squadra di Chinnici insiste ad attaccare. Qui con Ciancimino al limite dell'area, il servizio per Carioto che prova a liberarsi in mezzo alle maglie del Cus e con una puntata beffarda trova il palo. Poi conclusione da parte di Gallo che si spegne sopra la traversa con le immagini. Passiamo al secondo tempo con il Cus che cambia ancora, ma qui deve difendersi dall'avanzata, dalla conclusione soprattutto, che si perde fuori, occasione subito in avvio di ripresa per la squadra di Chinnici che continua a attaccare nonostante un uomo in meno. Qui sgasa sulla destra Gabriele Giovenco, il quale accelera, evita anche l'intervento di Tripoli, si presenta a tu per tu con il portiere in senna, con un tiro cross che però si perde oltre il fondo. 60esimo, calcio d'angolo battuto da Immesi allontanato, poi alzato questo strano campanile di testa da Cincotta che colpisce la traversa, stava per battere il suo portiere che nulla avrebbe potuto. Per l'azione continua perché insiste il San Giorgio Piana qui con questo pallone alzato sul secondo palo per Carioto, non perfetto nell'uscita inizialmente in senna, poi riesce a rimediare, ma siamo al minuto 68, punizione, anzi calcio d'angolo di Immesi, il colpo di testa vincente di Loris Spina, l'ex giocatore dell'Athletic Club Palermo e dell'Unitas Sciacca che va sotto la curva West a esultare. Gol pesantissimo, importantissimo di uno dei più giovani in campo che di testa firma la rete del 2-1, porta in vantaggio i suoi. Poi al minuto 86 la lunga rimessa di Cincotta, la palla che balla nel rigore dopo il primo intervento, ancora Cincotta che la rimette in gioco, c'è la conclusione respinta da gran portiere da Belmonte ed è questo l'ultimo acuto di una partita che termina con i 3 fischi al direttore di gara, vince e passa al secondo turno di Coppa Italia di promozione il San Giorgio Piana contro un ottimo Cus Palermo. Da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima.